Tassa, contributo, numero chiuso, chiamatela come volete, la sostanza è un sistema per limitare il numero di turisti. 20 milioni all'anno per una città come Venezia sono decisamente troppi. Sovraffollamento, danni ambientali, Piazzale Roma e stazione ferroviaria, i due punti d'ingresso, a rischio collasso. E mentre il sindaco Luigi Brugnaro promette interventi immediati con le prime limitazioni entro l'estate, l'ultima proposta è del governatore Luca Zaia. Limitare i flussi in ingresso non significa per forza introdurre una tassa, o meglio, non va definita così. Io non la chiamerei tassa, potrebbe essere una bella idea, anche un bel segnale, no? Basterebbero 50 centesimi a turista per raccogliere milioni di euro da dedicare alla città, alla sua salute e anche ai servizi ai cittadini. A Roma si pagano 7 euro per di tassa di soggiorno, 50 centesimi penso che siano un bel segnale, che potrebbe essere anche una sorta di partecipazione del popolo al benessere di questa città. La sostanza è quella di ridurre il sovraffollamento. Impossibile godere della bellezza di Venezia in certi periodi dell'anno, in fila indiana dall'arrivo e per ore e ore nelle calli e i musei per visitare le chiese. Il governatore pensa che programmare la visita in anticipo sarebbe un sistema vantaggioso. E il numero chiuso, diciamo un numero programmato, un numero che preveda la prenotazione, anche perché siamo davanti a un museo a cielo aperto, open air, e come tutti i musei, come tutte le cose preziose, penso che la programmazione sia assolutamente necessaria. D'altra parte, per Zaia, Venezia non è diversa da altri siti turistici di respiro mondiale come Pompei o Versailles. Anzi, sì, è molto diversa, perché è una città che deve vivere ma anche accogliere, e l'equilibrio è delicatissimo. Il che non vuol dire rendere Venezia deserta, ma vuol dire programmare le visite, come del resto potrebbe accadere a Pompei piuttosto che a Versailles o in altre località.